grande marchio, una grande famiglia, la famiglia Carraro. Qui siamo nell'ultima sede realizzata dalla famiglia Carraro per esporre le proprie auto, e qui con noi abbiamo Ruggero Carraro, la mente, forse l'anima della famiglia, naturalmente rispettando quello che è stato il padre, che poi tu ci racconterai, e al quale chiedo, dopo 2 anni di sofferenza che abbiamo vissuto a causa della pandemia, la grave pandemia, raccontaci un po' come vi siete sviluppati. Bene, prima di tutto benvenuto Bruno. Ti correggo solo sulla mente, perché è una famiglia, appunto, quindi ci sono io, c'è mio fratello che segue i veicoli industriali e comunque mio padre, che è sempre molto importante all'interno dell'azienda. Qui siete ospitati nella nostra nuova creazione, che è una sede dedicata interamente al mondo dell'usato. Abbiamo il marchio dell'usato Certified che viene ospitato in questo salone. Poi abbiamo un salone dove c'è tutto il resto del mondo dell'usato di vari marchi. Tutto al coperto, protetto dalle intemperie, dalla grandine, che è un flagello delle nostre zone, e quindi i clienti, anche quando ci sarà brutto tempo oppure quando per esempio adesso fa freddo, troveranno sempre degli ambienti accoglienti. Mi chiedevi del post pandemia. Io posso dirti che noi, ma anche il nostro personale, possiamo anche definirci un po' eroici, perché sì, abbiamo dovuto interrompere qualche attività, assolutamente, anche obbligati ad interrompere, ma abbiamo continuato a svolgere per esempio tutta quell'attività di assistenza a favore della clientela, specialmente di quella che non poteva fermarsi, quindi medici, le amministrazioni, anche qualche cliente che aveva necessità di portare i propri prodotti ai clienti che erano chiusi in casa. Successivamente, quando si è un attimo liberalizzato il mercato, diciamo, abbiamo assistito subito a una ripresa molto veloce, e posso dire che nel primo semestre abbiamo recuperato tutto il gap negativo che avevamo accumulato con il lockdown. Penso che in questo periodo, almeno seguendoti nei social, voi come azienda avete seguito al massimo quelle che erano le indicazioni per tutelarsi dallo sviluppo della pandemia. Certo, assolutamente. Abbiamo creato un comitato Covid all'interno dell'azienda, dove c'era la proprietà e ci sono anche i nostri direttori dei vari reparti, e ancora oggi, che purtroppo si sta un po' di nuovo tornando in una fase critica, questo comitato è sempre in funzione e adotta qualsiasi procedura per poter contenere il contagio all'interno dell'azienda. Devo dire che credo che abbiamo fatto un buon lavoro, perché i contagi tra le nostre più di 300 persone sono stati molto limitati, e eventualmente molti sono provenuti dalle scuole, dei figli o altre cose, insomma. Quindi bene. Il buon senso ha comunque prevalso nella gestione della pandemia. Il buon senso, quello che dico sempre, se non ci fosse quello possono esserci mascherine o altre regole, però se non c'è il buon senso. Allora continua a raccontarci, questa è l'ultima sede, però ho sentito che... No, abbiamo continuato a costruire sul territorio, perché noi crediamo sempre molto sull'attività che svolgiamo nelle province di Belluno, Treviso, Venezia, però ultimamente abbiamo anche, siamo in fase di ultimazione, ci vorrà ancora qualche mese, per una nuova sede a Pordenone, quindi anche in Friuli saremo presenti, oltre che a Udine, a Pordenone. Bene, bene. So che
Tuo fratello gestisce con te l'azienda, un altro ramo d'azienda, è un appassionato di montagna. Io l'ho seguito anche nei suoi cortometraggi, chiamiamoli così, e questa grande passione della montagna. Giovanni è super presente in azienda, talvolta lo invidio perché questa sua passione lo ha aiutato molto di più di me durante il periodo della pandemia, perché al sabato, alla domenica, quando abbiamo i nostri tempi liberi, lui partiva e parte, va in montagna dove è da solo, quindi contagi non ce ne sono e quindi riesce a passare il tempo. Nel mio caso sono molto meno sportivo e quindi devo trovare in altre cose un po' di piccolo relax. Spazio per papà. Papà è un grand'uomo, prima di tutto perché ha avuto la lungimiranza di creare qualcosa per i propri figli, diciamo. Poi molto di quello che è oggi la Carraro l'abbiamo creata assieme, ma a suo tempo, se non avesse iniziato lui, se non fosse venuto giù dalle montagne per aprire qui in pianura, sicuramente magari la passione l'avremmo ugualmente io e mio fratello, ma chissà se ci troveremmo a gestire un po' di azienda come oggi. Come qualità io ritengo che, sto per dire una parola grande, ma la meriti, l'umiltà. L'umiltà vi ha portato lontano. Insomma, è qualcosa che è dentro di noi, ripeto, l'azienda è grande, però è una delle più grandi qui del nostro territorio, però io credo che, come dicevano i nostri vecchi, il scheo de mona in scarsella va sempre bene. Ecco, e con questo io direi di passare agli auguri di Natale, visto che ci siamo, facciamo gli auguri a tutti i tuoi amici, perché i tuoi clienti sono tutti i tuoi amici, per le festività di Natale. Certo, veramente spero che questo Natale porti tanta serenità a tutti, ai miei amici, ai miei clienti, ai miei collaboratori, a tutti voi, e che finalmente nel 2022 vediamo la fine di questa piaga veramente che ci ha danneggiato tutti. Bene, io Grazie. mi affianco a te per gli auguri, per tutte le festività, per gli auguri per la tua azienda e per la tua famiglia. Ti ringrazio per questo momento che ci hai dato e speriamo di vederci in futuro di fronte a un buon bicchiere di prosecco. Certamente, grazie. Grazie a te.